A postir desu liceo Aspronis istituto comprensivo grazie ad Eredda pur valat in pratta in Nugoro per protestare contro il suo piano di dimensionamenti scolastico provinciale che dai capidannello di accarre scropare all'istituto comprensivo Maccioni. Un piano che prevede un dirigente scolastico unico per più di 1000 alunnos. E per questo Manzano, studentes e docentes hanno protestato e sono arrivati fin alla prefettura. Difatti, proprio grazie a sa mediazione del prefetto Giancarlo Dionisi, s'ipotesi di accorpamento del liceo Asproni è stata posta a banda. Preso il rappresentante de Sudeledda vinse s'accorpamento che previditi de cropare de Ledda e Maccioni a facer danno a sosi studentese. Su prefetto Dionisi riportedì e ricevi una delegazione de sordus istitutos. Custu Manzano ha aperto saiarnar desa prefettura su personale scolastico e a sosi studianter garantendo la collaborazione sua da Oie Mattessi. Su 2023 esti stato un anno spantoso per os aeroportos e sosportos sardos, a lunarrere su numero de su traffico presentato questo Manzano dai sos assessores regionales Antonio Mora sos trasportos e Gianni Chessa su turismo. Più de 14 milioni e mezzo de persone sotticenta mezzo in più rispetto a su 2022 e a su 2019, finza a oie consideraos anno record. Più de 7 milioni e 300 mezzo sos arribor da Jannario a Natale 2023, su esprochenti in pruso. In sos tres aeroportos sardos sono più di 9 milioni di persone in arrivo in partenza. Si scalo de Castello a Tancao che su 2023 che in 5 milioni, in Creschi da Terranova che in più di 2 milioni, Spezzi in Salighera servito minimande su traffico. In su 2023 in Sardegna inflazione, crescita de sos costos produttivos minimada de sa disponibilidade de su creditu han aggravato su pras economia pruschiate rube. Sa crescita de su PIL regionale non di attesse più de su 0,4% in prusu a confronto de su 0,7% anticipato per su dato nazionale. S'anno impessa cabausa stancao che in un livello di PIL impesso plus alto de cussi innanti desa pandemia, belle su 1,3% in plus contra a su 3% desa media nazionale. Numeros chi s'accattano in s'ultimo documento de su centro studio desa CNA Sardegna, ove si legate che in su 2022 orde 3 una famiglia sarda attenditau assistat, mezzosi scarsos o non bastantes, uno dei risultati prurmezzanos in tres regiones italianas. E non anda menzus pros redditos, che in su 2022 sono minimao de su 0,9%. E stannare schis economia regionale ha cominciato su 2023 che in un livello de so salario ormai da più basso rispetto a s'anno innanti desa pandemia. E stannare schi su reddito pro capite de 1.800 euro in manco pro cada dipendente, depone appare che in sos 738 euro in manco a livello nazionale. Son numero sun craro, si stagione crocieristica inveniente a esse sa menzur desemper, finzar de su periodi innanti de su Covid. A sos portos previdinis arribu de prur de 260 naves, che in su travicu de 650 mizza passegeros. Su calendario des autoridade de su sistema portuale de su mare de Sardegna, atta cominciare su 15 di aprile pro accabare su ser de Nadale, 9 mesi de programmazione, una cosa mai vida. In sen impessa accabaus un colaur belle 838 mizza crocieristas a su doppio rispetto a su 2022. Quest'anno si previdini più di 200 mizza passeggeri in più grazie a belle 100 giganter de su mare che hanno arrivare a Terranova e Castello, Golfo Arance, Porto Turre, Aristanis e Arbatax. In tresa novidade sa torrada de MSC a Castello che in scalo stottusanno, conferma finzas pro su gruppo Carnival, presente stottusos principale il gruppo amatoriales che operano in su settore desa scrocceras. Prosu chi pertocca a Terranova invece s'annanghene sosi scalo orde Costa Crociere. Questo Manzano associo la Sardegna verso l'UNESCO e Nuragica Museum Experience hanno firmato un protocollo d'intesa che ha avviato una collaborazione per vacere informazioni su pras importanza del suo patrimonio nuragico sardo per sarne mescamente a si sviluppo della Sardegna in su venidore. Promore di questa collaborazione due soggetti importanti si pone in paris che in suo obiettivo di tutelare e valorizzare il suo patrimonio paesaggistico e culturale sardo, nata per Paolo Vargiu, presidente dell'assozio la Sardegna verso l'UNESCO. Grazie a questa iniziativa mandata a Dennantis in questo
los anni de amborduos è scraru chi sa civiltade sarda, antica, interessata a livello internazionale e pode tapere prospettive di sviluppo novas che possano garantire una crescita che dura in su tempus prosa Sardigna. Paolo Alberto Pinna, fondatore de Suvormat Nuragica, sottolinea che vi credene meda in importanza strategica della candidatura UNESCO desormenzu sito de su patrimonio nuragico.